1 miliardo di euro per aggiornare la flotta dei treni del Veneto, che diventerà la più giovane d'Europa. Il regalo del 2018 l'ha portato in regione a Palazzo Balbi il ministro dei trasporti Graziano Delrio. Fa parte di una strategia che è la cura del ferro, che riguarda le città, riguarda il trasporto regionale e che riguarda soprattutto i pendolari, dove abbiamo messo anche facilitazioni per gli abbonamenti. Abbiamo detto alle imprese che devono mettere nel welfare aziendale e possono detrarre i costi nel welfare aziendale degli abbonamenti che danno ai loro dipendenti, quindi vogliamo promuovere sempre di più il trasporto quotidiano. Il ferro è la scelta giusta per muoversi in Italia, più sostenibile, più qualità dell'aria e anche più puntualità e più serenità per tutti. È un accordo storico, siamo la prima regione in Italia che firma questo contratto di servizio. Per noi significherà avere 38 treni nuovi, treni ad altissima tecnologia, e ovviamente svecchiare del tutto il nostro parco mezzi, visto e considerato che avremo alla fine 110 mezzi con un'età media inferiore ai 5 anni. Treni ma anche tram, e perché no bus elettrici? Il tram di Padova si farà, abbiamo messo i soldi col decreto e quindi adesso aspettiamo che il Comune completi la sua parte progettuale. Questo fa parte sempre di questa cura del ferro nelle città, che devono avere una mobilità sempre più basata sul trasporto pubblico e sempre meno sul trasporto dell'auto. È chiaro che stiamo ai progetti che ci mandano le città decidono qual è il mezzo che vogliono promuovere di più. L'importante è che sia un mezzo pubblico che trasporta molto, che sia in grado di fare grandi quantità di carico. Le tranvie stanno avendo un successo enorme, a Palermo hanno cambiato la vita della città, a Firenze la stanno cambiando. Avere un grande piano di tranvie è un elemento molto importante, con i nuovi mezzi si possono ottenere grandi risultati. E la Valdastico? È un progetto vero, assolutamente, l'abbiamo revisionato insieme, abbiamo fatto quello che secondo me era utile per farlo diventare non più una chiacchiera ma un progetto vero, e quindi le cose vanno avanti. E con il ricorso per le grandi navi a Marghera? Vabbè, su questo abbiamo già detto più volte, ognuno fa quello che ritiene utile. Indubbiamente l'accordo dei treni è passato in secondo piano, siamo in campagna elettorale. Cosa ne pensa Zaia del ritiro di Maroni e del niet di Salvini? Ma guardi, non lo chieda a me, io posso solo dire che Maroni è stato un bravissimo governatore, ha dato ottimi risultati alla Lombardia, per il resto leggo anch'io i giornali. E la preintesa con Bressa? All'interno della quale ci saranno sicuramente già i primi dettami che daranno gli indirizzi, i criteri generali anche rispetto alla compartecipazione. Se poi qualcuno come CGA Mestre giustamente pone la questione di dire attenzione di non andare a sottoscrivere spese storiche, sono convinto anch'io, perché noi buchi sulla cinta non abbiamo più da tirare, qualche altra regione ha anche la cinta di riserva da quanto spende. Guardi, non vedo l'ora che arrivi il 4 marzo.